Avremo bisogno quindi ancora di 20.000 dosi, che 12.000 già dovrebbero arrivare tra il 26 o il 27 di novembre e quindi consegneremo ai medici famiglia queste dosi. 26-27 novembre il vaccino è in arrivo a Treviso. 12.000 dosi a fronte delle 20.000 mancanti. Le restanti dovrebbero arrivare per i primi giorni di dicembre. È atteso ancora per il personale sanitario e i dipendenti della pubblica amministrazione, come a mancare ad oggi è la seconda dose di vaccino per i bambini, per i quali è prevista una doppia somministrazione. Sul caso bambini si è espressa oggi anche la dottoressa Francesca Russo. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi. Pertanto speriamo di poter rispondere sia a quella fascia di età per cui dai 6 mesi a 6 anni, per cui l'abbiamo inserita nell'offerta attiva e gratuita, ma anche poi eventualmente per le altre fasce di età fino ai 18 anni. 30.000 dosi sono state invece congelate per poter essere consegnate alla farmacie. Fanno parte della fornitura regionale. Anche qui il numero potrebbe essere corretto al rialzo. È in corso una trattativa. Un nuovo 20% per il Veneto è in gara, ma non è stato ancora consegnato. In provincia di Treviso lo sforzo è stato enorme. 146.000 vaccini sono stati consegnati ai medici di base contro le 100.000 dosi dello scorso anno, 7.000 alle case di riposo, 7.500 ad oggi nei CEOD. E siamo arrivati quindi a aver fatto all'oggi 186.200 vaccini, quindi un numero considerevole, decisamente superiore all'anno scorso.